Like Bike, percorsi cicloturistici, noleggio e-bike ed eventi. Visita il nostro sito www.welikebike.org. Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplorama, stiamo trasmettendo dal Record Space di Citafiera e benvenuti al nostro consueto appuntamento con la trasmissione Municipium. Noi andiamo a trovare, ci rechiamo nei vari comuni, andiamo a vedere le peculiarità di questi comuni e oggi siamo qui con il sindaco del comune di Coseano. Buongiorno a Davide Asquini, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori, grazie dell'invito, molto onorato di essere qui con te. Ecco, uno dice Coseano è un piccolissimo comune incastonato in mezzo alle colline. Che cosa c'è da vedere a Coseano? Cos'ha di interessante Coseano? Beh, io potrei dirvi che Coseano è veramente un gioiellino, sia a livello territoriale che a livello di iniziative. Coseano è comune dell'arte del Friuli e questa è una cosa molto importante perché ospita da oltre 20 anni il premio Arte Coseano, che è un premio internazionale. E anche a livello di territorio, adesso io darò la parola al sindaco, a Davide, che ci spiegherà le varie iniziative che ci sono, perché oltre a Coseano ci sono anche le frazioni e l'amministrazione comunale è molto attiva in tutti i sensi. Io partirei da quelle che sono le opere, i lavori pubblici che state facendo, perché parliamo di nuove rotatorie, di piste ciclabili, di tutta una serie di iniziative interessanti che stanno veramente valorizzando all'ennesima potenza questo comune, vero Davide? Grazie della presentazione. Diciamo che Coseano è un piccolo comune senza dubbi perché si ha circa 2100 abitanti su 24 km quadrati, quindi ovviamente non è molto grande, ma grandi invece sono le idee, soprattutto quelle che spingono in avanti sempre la progettualità. Da poco infatti abbiamo per esempio approvato il bilancio comunale dove sono state inserite moltissime opere pubbliche per un piccolo comune ovviamente, tra cui c'è il progetto scolastico che prosegue ormai da circa 10 anni, ovvero abbiamo ammodernato dal punto di vista non soltanto energetico, che oggi come oggi è fondamentale e sentiamo parlare ogni giorno insomma in televisione o sui mezzi di comunicazione della modalità green, che significa però non soltanto rispetto per l'ambiente ma significa anche e soprattutto risparmio economico, e quando si tratta di risparmio economico significa poi poter girare altri soldi, altri contributi su altre opere chiaramente. Ecco perché insomma noi a Coseano abbiamo avuto la possibilità in questi ultimi anni di avere sempre buoni bilanci e quindi di proseguire in queste direzioni. Mi riferisco per esempio alle piste ciclabili o alle rotatorie. La pista ciclabile per esempio verrà costruita, ovviamente stiamo parlando di inizi, non certo di piste ciclabili complete perché costano veramente tantissimi soldi, ma ben 3 in breve tempo, soprattutto nelle frazioni ma anche nel centro abitato del capoluogo appunto di Coseano. Piste ciclabili che sono un concetto di mobilità trasversale e soprattutto molto democratico, cioè veramente per tutti, ma soprattutto per i bambini, le famiglie, gli anziani, ma anche per la gente che vuole dedicarsi insomma a fare delle camminate, quindi immerse nella natura oppure anche in centro. Per quanto riguarda invece zona industriale e scuole, abbiamo anche lì moltissimi progetti. La zona industriale sta vivendo una rinascita fondamentale in questi anni e sembra quasi incredibile che dopo la crisi del 2008 insomma ci fosse questa possibilità. E quindi stiamo pensando addirittura di ampliarla e c'è la possibilità già attuata e in parte anche per il futuro di coinvolgere e di assumere moltissime persone nuove proprio a Coseano, e questo insomma mi rende veramente molto contento e molto felice. Quindi io direi che queste sono quelle notizie che ci fanno piacere, che sono molto belle, anche perché in un periodo nero come questo, sentir parlare di assunzioni, sentir parlare di sviluppo e vedere le amministrazioni comunali, anche dei comuni relativamente piccoli, anche per densità di abitazioni e tutto quanto, di popolazione, vedere che sono così attivi. Tra l'altro Coseano è molto attivo anche per quanto riguarda lo sport.
per Sì. quanto riguarda anche le iniziative legate allo sport. Sì, molto, perché abbiamo appena portato quasi a termine, in realtà ci mancano ancora qualcosina, il centro sportivo, che in realtà è un centro plurisportivo perché ci sono più discipline, quindi dal campo di calcio completamente in erba sintetica che può ospitare squadre fino alla Serie D, quindi semiprofessionisti già. Infatti c'è l'Udinese Calcio che viene regolarmente ad allenarsi e a giocare con la primavera femminile. La primavera è tutto il settore in realtà femminile, questo ci riempie d'orgoglio anche perché sono delle ragazze, quindi vedere insomma che anche le ragazze si approcciano in maniera decisamente molto buona, tra l'altro allo sport e soprattutto al calcio, insomma mi rende orgoglioso che Coseano sia diventata una piccola capitale insomma anche dello sport femminile. E poi ci sono i campi di tennis e il campo di calcetto. In più abbiamo costruito proprio recentemente un ulteriore campo che fa parte del parco sportivo per i ragazzi proprio vicino alle scuole, per far sì che i ragazzi abbiano veramente un centro dove poter studiare, divertirsi e giocare, cioè un tutt'uno fondamentalmente. Quindi questo è molto bello anche perché dà la possibilità ai ragazzi e ai giovani di praticare il loro sport, di avere gli spazi idonei. Tra l'altro, se voi avete campi e strutture che ospitano anche formazioni importanti e di rilievo, questo sicuramente è un fiore all'occhiello. Questo periodo, lo accennavo prima, è stato molto duro perché la pandemia ha fiaccato un po' tutti, ha creato nuove povertà, nuove miserie, nuove necessità. E diciamo che il comune di Coseano è molto vicino anche per quanto riguarda il sociale e le famiglie, con delle iniziative molto importanti come il bonus bebè, le collette alimentari, vero David? Sì, abbiamo dovuto inventarci delle cose ovviamente e ci siamo dovuti reinventare anche noi come amministratori, perché è chiaro che dopo il terremoto una grave diciamo crisi come questa non era avvenuta, e tra l'altro è accaduto proprio dopo l'insediamento delle nuove amministrazioni. Io appunto sono sindaco dalla pandemia praticamente pochi mesi prima, e quindi noi sindaci veramente ci siamo dovuti reinventare e abbiamo costruito delle catene, fondamentalmente catene sociali interessantissime che devono avere anche uno sviluppo futuro. Le associazioni del posto si sono date ovviamente molto da fare, hanno collaborato con l'amministrazione, ma ci sono stati anche nuovi volontari, nuove persone che hanno deciso di dare una mano agli altri in un periodo molto molto triste, è chiaro. Personalmente, per esempio, ho telefonato a tutti i malati del mio comune. C'erano periodi in cui dovevo purtroppo fare 10-15 telefonate al giorno per sapere come stavano, se c'erano dei problemi, perché abbiamo dato loro la possibilità, per esempio, di ricevere la spesa a casa, i farmaci o quello che ovviamente serve. Un tale ringraziamento poi va alla Protezione Civile, che si è rivelata veramente fondamentale per i piccoli comuni e ha risolto veramente problemi che sembrano anche abbastanza banali, che però qualcuno deve fare e che qualcuno deve sobbarcarsi anche l'impegno di fare. Siamo stati vicino ai bambini con dei piccoli omaggi, non so, l'uovo di Pasqua o la calza a Natale, per far sentire che comunque i cittadini sono tutti insieme, tutti uniti, che siano grandi oppure piccoli. La colletta alimentare, abbiamo ancora un po' di soldi ottenuti proprio dai cittadini stessi del mio comune per i cittadini in difficoltà. E tutto questo in un momento di grave crisi, ovviamente, però riempie un po' di più l'animo di tutti e secondo me aiuta anche dal punto di vista morale, perché la situazione economica sappiamo qual è, la situazione pandemica anche, ma molto spesso si parla poco della situazione morale, che secondo me deve essere trattata anche questa. Ecco, un pensiero mio personale, io ritengo che questo modo di operare, che adesso stiamo parlando col sindaco di Coseano, con David Asquini, però io ho riscontrato facendo questa trasmissione un po' nella maggior parte dei sindaci, quasi tutti, essere vicino ai propri cittadini in qualsiasi maniera, anche la telefonata per sapere come uno sta, piuttosto che qualche iniziativa per i bambini, fa veramente sentire la presenza dell'amministrazione comunale e fa sentire meno sole le persone, perché alle volte dice il sindac mi ha acclamato È vero, è vero. E una gran biele robe che chi. È vero, e mi chiama un giorno un signore e mi dice: guardi sindaco, so che la mia richiesta non è possibile, però gliela faccio lo stesso perché mi sento di dirgli agli anziani dell'ospedale di San Daniele mancherebbero i tablet per comunicare con le famiglie. In 3 giorni
le associazioni ovviamente del paese insieme all'amministrazione che ha dato dei soldi, siamo riusciti a comprare i tablet, cosa che in normale periodo non è veramente possibile e quindi siamo stati molto di più a risolvere i problemi burocratici piuttosto che a trovare i soldi necessari, e nel giro poi di una settimana li abbiamo consegnati insieme appunto con le associazioni, con alcune associazioni del luogo che mi hanno dato una grandissima mano, e abbiamo reso felice per Natale gli anziani dell'ospedale di San Daniele che hanno potuto comunicare con le loro famiglie. Questo riempie il cuore, insomma, perché bisogna anche dare le buone notizie. Beh, diciamo che noi cerchiamo come Esploreama di dare solo buone notizie, di parlare solo di cose belle. Queste sono le cose belle e che ci piacciono, anche perché proprio la pandemia ci ha fatto riscoprire quanto l'isolamento, la solitudine delle persone ricoverate e quanto siano importanti questi mezzi che noi molte volte denigriamo, perché sei sempre col cellulare, sempre col telefono, sei sempre col tablet. Ma in questo caso hanno potuto fare da filtro, da mezzo per comunicare con le famiglie. Quindi anche questa è un'iniziativa veramente molto molto bella dell'amministrazione. Io ho aperto l'intervista parlando di Coseano, comune dell'arte del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo il famoso premio che ho accennato prima, che ha raggiunto livelli soprattutto negli anni importantissimi. Nell'edizione del 2019 tra l'altro è stato fatto un bellissimo simposio con artisti internazionali che aveva avuto un successo e una risonanza veramente importante. Poi si è spenta la luce, è arrivata la pandemia e come per tutti ovviamente anche il premio ha subito una specie, una sorta di stop. In realtà non è stato proprio uno stop definitivo, perché qualcosina nei limiti delle possibilità, situazione pandemica permettendo, Coseano ha fatto, vero Davide? Avete fatto l'iniziativa per i ragazzi. Certo, abbiamo pensato che era sbagliato fare uno stop, ma abbiamo messo in pausa, una pausa forzata ovviamente contro la volontà, ma che doveva seguire le regole chiaramente nazionali. Abbiamo deciso quindi di fare una piccola mostra, comunque molto interessante, di giovani artisti del luogo, non di Coseano, ma insomma friulani, a parte che in realtà uno è anche straniero, per i ragazzi che compivano 18 anni, quindi unire insieme due attività che noi facciamo regolarmente in maniera completamente diversa, ma comunque insomma per far sì che non rimanesse la casella vuota nel 2020. È chiaro che la volontà è quella di riniziare quest'anno, che siamo nel 2021, appunto a settembre, con questa attività fondamentale, importantissima per far conoscere appunto Coseano, in quanto comune dell'arte, tra l'altro, però ci rendiamo conto che bisogna reiniziare le cose in maniera graduata, altrimenti si rischia, perché ovviamente anche il discorso degli sponsor in questo periodo è venuto un po' meno e quindi bisogna reiniziare pian piano, ma guai a dimenticarci di Premio Arte Coseano e di Coseano Comune dell'Arte. Che questa è una cosa molto bella. David, tu oltre a essere sindaco di Coseano sei stato anche l'ultimo presidente della precedente consorzio privatistico della comunità collinare, adesso è diventato ente pubblico e quindi tu sei il nuovo presidente di questo ente pubblico. Sì, sono stato appunto l'ultimo del consorzio privatistico e il primo come ente locale. È un ruolo certamente molto importante, anche molto dispendioso come risorse sia personali sia chiaramente lavorative, ma devo dire che è anche molto bello perché ho a che fare con tutti e 15 i sindaci e quindi le comunità della comunità collinare, appunto, i comuni, e devo dire che trovo gente veramente in gamba. I sindaci sono veramente in gamba perché si danno moltissimo da fare, sono collegati da una estrema volontà di far bene. In comunità collinare abbiamo grandi progetti per il futuro, sia dal punto di vista turistico, enogastronomico, ma anche economico, perché abbiamo appunto aiutato durante la pandemia con importanti risorse proprie le persone in difficoltà, soprattutto alcuni ambiti che sono quelli della ristorazione, dei bar, eccetera. E per il futuro c'è la grande novità delle comunità energetiche che saranno realmente il futuro della comunità collinare. Ecco, io a conclusione di questa bella intervista dove abbiamo fatto una panoramica su Coseano, che tra l'altro invito ad andare a visitare adesso che ci saranno le ciclabili, c'è questa bella piazza con la Venere del Baliana, sempre ricordo di Fantastica. tutte le varie,
Ah, è meravigliosa. Fantastica. Io la consiglio sempre, questa qua deve essere proprio... Tutti dovrebbero avere una fotografia accanto alla Venere. È bellissima, è favolosa. Ecco, quindi vi invito ad andare a Coseano. Noi naturalmente parleremo ancora di Coseano, parleremo del premio, successivamente faremo degli approfondimenti perché veramente merita. Un'ultima domanda che io faccio a tutti i sindaci che intervisto, dato il periodo e dato il fatto che sicuramente i tuoi concittadini, ma anche gli altri, perché no, ti ascoltano da primo cittadino di Coseano, un messaggio di positività per il futuro. Ma il futuro è sempre positivo perché noi dobbiamo assolutamente sperare che le cose vadano in meglio. Del resto i cicli della storia li conosciamo, insomma, quando si tocca il fondo per certe motivazioni poi si riparte verso l'alto e questo qua è il momento realmente di darci una mano l'un con l'altro perché io credo assolutamente nella reciprocità e nell'aiuto vicendevole e puntare di nuovo verso nuovi orizzonti e verso l'alto finalmente. Grazie a Davide Asquini, primo cittadino del comune di Coseano, grazie di essere stato qui con noi. Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama, vi ricordo che trasmettiamo dal Record Space di Città Fiera e vi aspetto al prossimo appuntamento con la prossima intervista per Municipium. Un saluto a tutti e buon proseguimento.